Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Si sta avvicinando un periodo molto particolare, quest'anno molto sentito, passeremo sicuramente, trascorreremo un Natale insolito, però sono certa che ognuno di voi manterrà le tradizioni, quindi negli addobbi, nella cucina, nei regali, no? Nei doni. E quindi è importante che si mantenga questo spirito, no? Questo spirito natalizio, soprattutto per i nostri bimbi, no? Quindi è necessario quindi mantenere queste tradizioni e noi le tradizioni le manteniamo soprattutto a tavola, no? Cucinando tutte quelle prelibatezze e che i nostri nonni ci hanno tramandato di generazione in generazione. E quello che effettivamente preoccupa tanto le persone che si sono approcciate ad una terapia nutrizionale, soprattutto quelli che si sono approcciati da poco, è l'utilizzo proprio di particolari metodi di cottura. Per esempio, in questo periodo si utilizza tanto la frittura, che viene spesso demonizzata, no? Perché la frittura fa male. In realtà la frittura non fa male, è sempre la quantità, quindi la dose che fa la differenza, no? Però se ogni tanto ci concediamo un alimento fritto in modo sano, il problema non esiste. E quindi oggi volevo darvi qualche dritta su come friggere in modo sano i nostri alimenti. E innanzitutto vorrei partire dalla scelta dell'olio, perché è importante, non tutti gli oli sono uguali, hanno caratteristiche diverse e spesso al supermercato si tende a scegliere l'olio che è meno caro, l'olio magari di semi vari. Ecco, in realtà non sappiamo la provenienza di questi semi, di questi oli, quindi è necessario scegliere un olio sano, un olio buono. L'olio d'oliva è quello che in letteratura scientifica ha più articoli proprio perché è ricco intanto di acido oleico e di conseguenza non si ossida facilmente, non si denatura e ha un alto punto di fusione, un alto punto di fumo. Ciò significa che gli servono altissime temperature, superiori a 240 gradi circa, per potersi denaturare. E a differenza dell'olio d'oliva, l'olio extravergine di oliva invece ha tante qualità. L'unica cosa è che ha dei residui vegetali che si ossida più velocemente e di conseguenza è preferibile utilizzare quello d'oliva. Sicuramente sia per l'alto costo ma anche per il gusto, perché rende gli alimenti una frittura meno leggera, ecco, diciamo così, spesso si tende a non utilizzarlo. Possiamo però abbiamo delle alternative, delle buone alternative. Per esempio abbiamo l'olio di arachidi che ha un'alta concentrazione di acido oleico e anche un alto punto di fusione che si aggira intorno a 180 gradi circa. Quindi è uno degli oli più utilizzati. Poi abbiamo l'olio di semi di girasole alto oleico, cioè un olio di girasole con l'aggiunta di questo acido oleico, quindi questo acido monoinsaturo che gli dà le caratteristiche giuste per non ossidarsi velocemente e non denaturarsi, quindi in modo da non diventare nocivo per il nostro organismo. Un altro punto importante per la frittura è la temperatura. Allora, innanzitutto spesso noi utilizziamo la friggitrice, ha il termostato e riusciamo in qualche modo a gestire la temperatura, mantenendo una temperatura costante, non superando i 180 gradi circa, e riusciamo a cuocere il nostro alimento in modo costante e tranquillo. Ma nel momento in cui non dovessimo avere
la friggitrice, possiamo intanto prendere un termometro da cucina e raggiunta la temperatura di circa 170 gradi e possiamo immergere i nostri alimenti. È molto importante, quindi è fondamentale che la temperatura dell'olio non scenda al di sotto di 150 gradi, semplicemente per il fatto che nel momento in cui la temperatura si abbassa, l'alimento trattiene a sé l'olio e quindi si impregna di olio. Quindi è anche la pastella diventa, anziché croccante, diventa molliccia e umida, quindi non buona né da gustare né da vedere. Un altro punto molto importante è, oltre alla temperatura, oltre alla scelta dell'olio, è la scelta della farina. Per esempio, no? Perché noi di solito utilizziamo la farina 00, che è quella più utilizzata. In realtà, se noi utilizzassimo la farina di riso insieme anche alla farina di mais, questi tipi di farina hanno intanto la capacità di non assorbire tanta acqua e tanto olio in realtà, quindi di conseguenza la nostra frittura rimane croccante, la nostra panatura rimane croccante e facendola assorbire su una carta da cucina avremo una frittura più leggera. E poi non per ultimo, cioè per ultimo, ma non per importanza, è la quantità di olio da utilizzare, perché se noi di solito è 10 volte il peso dell'alimento, quindi diciamo che noi per ogni 100 grammi di prodotto dovremmo utilizzare un litro di olio, no? È opportuno quindi friggere poco per volta, perché se introduciamo tanti alimenti nel nostro tegame, la temperatura dell'olio si abbasserà e quindi il nostro alimento assorbirà tanto olio all'interno e quindi oltre a diventare più calorico, in realtà diventerà meno palatabile e gustoso. Quindi io vi ho dato qualche dritta quindi sulla scelta dell'olio, sulla temperatura, sulla scelta della farina, sulla quantità di olio da utilizzare e spero di essere stata esaustiva. Per qualsiasi domanda potete contattarmi e io intanto vi auguro buon Natale e vi auguro di trascorrerlo in modo sereno per quanto sia possibile e vi aspetto per un altro video, un altro appuntamento. Grazie a tutti.